Ciao a tutti amici e amiche bikers e benvenuti o bentornati sul canale di Fuserigno. Prima di tutto iscrivetevi, mi raccomando, non vi costa niente, è gratuito. Così vedete questo bel manzone friulano e la sua Tigerona andare in giro per il Friuli e farvi scoprire posti meravigliosi. Quindi iscrivetevi, dai, che stiamo salendo sempre di più. Oggi dove vi porto? Signori, siamo all'entrata della Val Settimana. Vedrete che spettacolo. Adiacente alla Val Cimoliana, che ho già fatto poco tempo fa, che però diciamo l'ho fatto in un periodo un po' più calduccio. Adesso siamo ai primi di dicembre e sì, sono congelato malissimo. Quindi se ancora non avete visto il video della Val Cimoliana, ve lo lascio qua in alto perché è stupenda. E sapevo che adiacente appunto a questa Val Cimoliana c'è la Val Settimana, quindi ci si ferma un po' prima, si entra nel paese di Cloud e si inizia questa meravigliosa valle. Adesso, dopo 2 orette quasi di strada dal confine italo-sloveno, ho le mani ghiacciate, ci sono 5 gradi qua, strada noiosa, tutta dritta, quindi ho preso tantissimo freddo. Adesso preparo GoPro e Ace Pro della Insta360 che mi sta riprendendo e partiamo alla scoperta di questa fantastica valle. Vamos! Bene bikers, iniziamo questa Val Settimana. Ragazzi, ho le mani che non le sento più praticamente, ma per portarvi queste chicche sul canale, questo ed altro. Si paga giugno, luglio e settembre, ma visto che noi siamo dei pazzi furiosi e veniamo qua a dicembre, almeno non paghiamo, almeno quello, dai. Ho grandi aspettative per questa Val Settimana, se è così meravigliosa e incantevole come la Val Cimoliana, signori, tanta roba. La Val Cimoliana mi è rimasta veramente nel cuore. Guardate qua le Dolomiti friulane, che spettacolo, tanta roba. Ecco qua all'inizio della valle, tra l'altro c'è un campeggio, se può interessarvi, è molto particolare perché sono le case sugli alberi. Iniziamo subito con un po' di insidie. Ovviamente tante foglie, tanto sporco per terra, strada umida, quindi andiamo tranquillissimi che nessuno ci corre dietro. Anche qua ovviamente come nella Val Cimoliana ci sono tantissimi sentieri, camminate da fare, una valle da esplorare anche camminando, sicuramente merita. Guardate che roba, che spettacolo! Val Settimana signori, eccoci qua. Guardate che meraviglia! Friuli! Anche oggi magia pura, entriamo in questa terra piena di sorprese, una natura stupenda e quando non trovi nessuno come in queste giornate è ancora più stupenda perché te la godi di più. Sono in pochi magari come me che tengono aperta l'assicurazione anche in inverno, però vedete ci sono queste giornate. Oggi purtroppo non c'è un bel sole, ma negli altri giorni c'era. Attenzione Sassolini, Ghiaino, e quindi è veramente un peccato non godersi queste strade fantastiche. Anche buca, attenzione, guardate qua. Che roba, che bello, signori miei, che storia. Poi vedete comunque steratino facile, si alterna per tratti d'asfalto. Guardate qua, impazzisco signori con questi ruscelli, fiumi a fianco alla strada, io impazzisco. In fondo alla valle c'è, se non ricordo male, il rifugio Pussa, quindi c'è anche un rifugio dove rifocillarsi, mangiare, bere, riposare. Vedete dei tratti un po' così, che si superano agilmente con la Tigerona senza paura. Pensavo di trovare un po' di ghiaccio o residui di neve, invece tutto tranquillo, solo un po' bagnato perché forse ha piovuto ieri o solo umidità visto il periodo. Foliage autunnale, che meraviglia, fantastico. Ragazzi, autunno-inverno è veramente un bellissimo periodo qua al nord. Allora, buttiamoci una mappettina off-road per stare sicuri. Mamma mia, c'è anche un po' di sasso bello grossetto.
non è proprio steratino diciamo, ma fattibile. Che spettacolo! Che cazzo di spettacolo! Guardate qua, mamma mia, che roba! Bellissimo sto tratto, in mezzo ai sassi, un sali e scendi con le pietrone, il fiume accanto, sembra di essere in una cava. Probabilmente questo è l'ultimo giro del 2024, perché ormai ragazzi siamo a dicembre e dopo arrivano festività, casini tra lavoro e famiglia, difficile trovare il tempo e soprattutto ecco, diciamo che probabilmente inizierà ad arrivare anche qua in questi posti neve, ghiaccio. Sono già fortunato oggi ad averlo trovato diciamo percorribile senza fastidi. Probabilmente qua c'era stata una frana poco tempo fa, se non ricordo male, infatti era chiusa. Guardate qua. Che roba, sembra di essere in un set di un film, veramente senza parole. Che spettacolo. Che questo ghiaino facile, ci andate tranquillamente anche con le maxi enduro come la Tigerona. Però veramente, se avessi quella di fare off-road più serio, impegnativo, mi comprerei sicuramente una bella Touareg, che mi sta affascinando molto in questo periodo, ma lì ci vuole tempo per andare in giro, imboscarsi. Attenzione, vediamo qua dove siamo. Mamma mia, che imponenza, che spettacolo. Ma dove cazzo siamo? Ma dove vi ho portato, signori, anche oggi? Il mio meraviglioso Friuli, guardate qua. Guardate, no, la cascata. Guardate qua. Che spettacolo. Mamma mia. Pazzesca. Bellissima. Bellissima. Che meraviglia la natura, ragazzi. Mi lascia senza parole. Ogni tanto quando attraversate questi posti è bello anche fermarsi e godersi veramente il momento. Guardate qua che roba. Pazzesca. Non so veramente qual è la più bella tra la Val Cimoliana e questa Val Settimana. Sono entrambe assurde, pazzesche. Guardate qua, cascate. Che meraviglia, ma che meraviglia. Sono 5,5 gradi, quindi direi non male. Attenzione, salitina. Oppa. Wow, rischio. Ma se sei incerto, tieni aperto, dicono. Ah, non lo so io. Guardate qua, cioè veramente ogni curva sarebbe da fermarsi a godersi il momento, il paesaggio. Non c'è nessuno. Sarà che giro durante la settimana di mercoledì? Sarà che è il 4 dicembre e ci sono 5 gradi? Può essere, forse per quello non c'è nessuno. Ma va bene così, anzi meglio. Altro ponticello, altro spettacolo. Beh, vedete anche qua c'è un tratto boschivo, entrate nel misto bosco. C'è un bel alternarsi di paesaggi anche in questa Val Settimana ed è una cosa che io adoro. Ti sembra veramente di essere perso nel nulla, veramente in una strada lontana, chilometri e chilometri dalla civiltà. E invece siamo nelle Dolomiti friulane, signore e signori. Venite ai Friuli a godervi queste meraviglie, queste perle. Un po' di steratino easy. Prima mi avevano messo un po' di difficoltà perché c'erano dei buchi che non si vedevano da lontano. Quello mi ero pigliato un po' male, ma ce l'abbiamo fatto. Sì, diciamo che qua i tratti di sterrato sono forse leggermente più impegnativi rispetto alla Val Cimoliana,
La Cimoliana è un po' più tranquilla sotto quell'aspetto, è proprio uno sterrato battuto. Invece qua ci sono dei tratti dove ci sono proprio belle pietre, belle grandi, buche importanti, quindi un po' più all'occhio, ecco. Praticamente tutto un susseguirsi di ponticelli, andate di qua e di là del fiume. Il programma prevede fermarsi a Rifugio per pranzare, perché che ora è? Mezzogiorno e mezzo, quindi ho anche un po' di fame, mangiare e dietro fronte, perché come nella Val Cimoliana questa è una valle che ha una via d'entrata e una via d'uscita, quindi per forza dovete tornare indietro per dove siete arrivati, non avete alternative. Poi con un paesaggio così direi che non pesa farlo due volte, no? Anzi, te la godi anche dall'altra prospettiva e merita. Mi sta ripagando di tutto il freddo che ho preso per arrivare fin qua. Attenzione, c'è una macchina, c'è anima viva. Vedete, ci sono questi tratti anche pietrozze belle grosse, quindi all'occhio senza credervi dei veri pro in off-road, andate piano piano come fa il buon Fuserigno. Vi sentite già realizzati, vi sentite già dei super motociclisti da off-road, invece avete fatto uno steratino con due sassi. Ma va bene così? Forse ho intravisto Rifugio, attenzione, potrebbe essere quello che ho visto laggiù. Infatti mi stavo chiedendo quanto mancasse, diciamo che forse un 10 minuti, un quarto d'ora in moto ce lo mettete, ecco. Come apro la visiera mi entrano pinguini e orsi polari negli occhi, ma va bene, teniamo duro. Ah beh sì, questo qua dovrebbe essere il Rifugio, assolutamente. C'è anche una stradina, però è chiusa, e secondo me è chiusa perché appunto il Rifugio è proprio chiuso. In teoria c'è anche una cascata bellissima, ho visto delle foto e dei video, che però non ho tempo da raggiungere a piedi. Sicuramente la strada prosegue perché ci sono altre casere, però insomma io sono già un po' tardino coi tempi, quindi adesso mi sa che mi mangerò qualcosa qua con questo bellissimo panorama e dopo torniamo indietro. Lo sai qual è il rumore della felicità? Adoro, signori, buona biretta rigenerante a voi e a me. Questo è il pranzo di Fuserigno, una bella biretta rigenerante, tramezzino, con questo panorama che, mamma mia, spettacolo. Bene, ripartiamo da Rifugio Fussa, che è chiuso, mi sa che fuori stagione sbarano tutto e chiudono anche perché tra un po' arriverà la neve, qua mi sa. C'è una bellissima cascata che non si vede, bisognerebbe andare un po' in dentro, ma sicuramente non ci vado. Mi ha regalato emozioni come la Val Cimoliana, bella. Sono quei posti che secondo me veramente ci torni più e più volte perché non ti stancano, sono favolosi. Poi è bello vedere magari anche appunto la differenza tra l'inverno, l'autunno, l'estate, come cambiano i colori. Guardate qua che roba bello. Cazzo, guardate qua, questo non l'avevo visto prima. Ecco, vedete, a fare la stessa strada nell'altro verso si scopre questa cascata qua, che roba meravigliosa. Meraviglia, grande Tigerona. Mentre se le fate con delle medie enduro questi tratti sono più agevoli. Un bestione come la Tigerona bisogna stare all'occhio, perché il dirupo è lì, lo vedete che vi aspetta e vi dice: ciao, vuoi farmi visita? No grazie.
panorama, mamma mia, la Val Settimana, meraviglia friulana, mamma mia, che scorcio di paradiso. Ho fatto un bel foto perché avevo trovato veramente una visuale fantastica di tutto lungovalle, incredibile. Guardate qua con questa luce del sole che filtra fra le nuvole, che illumina le montagne, che spettacolo, i colori autunnali. Poesia, poesia, signori. Non ho incontrato anima viva, signori. Io, la Taigerona e la natura. Ah, qua c'era un trattino un po' insidioso, dei buconi enormi, vediamo farli piano piano. Molto sassoso, smosso. Secondo me veramente è sempre più bello andare a ricercare questi posti un po' dispersi, strade un po' impervie, ovviamente se avete una media max enduro, insomma una moto pistaiole, ecco, guardate qua che veramente vi fanno godere in una maniera assurda. Un po' di discesina, freno dietro. Ma cosa vi devo dire? Ma guardate qua, cosa vi devo dire? Mamma mia, mamma mia, questa cascata è veramente pazzesca, pazzesca, che meraviglia madre natura, guardate qua, incredibile, vecchie case abbandonate o malghe. Pensate anche quanta storia possono raccontare queste valli, sicuramente saranno anche state teatro di scontri della Grande Guerra. Signori, se avete fatto la Val Cimoliana non potete perdervi anche questa Val Settimana, imperdibile, da fare assolutamente, anche perché comunque sono attaccate, quindi se avete anche tempo, volendo, potete farle anche in giornata, fate la mattina una, pomeriggio l'altra. Bene, ho fatto una bellissima ripresa in questo panorama sassoso, ghiaioso, guardate che roba. Sembra di essere su un cratere lunare, guardate in che condizione è la Taigerona, un disastro, tutta zozza. Già prima gli serviva una bella lavata, direi che dopo oggi è assolutamente da lavare. Vamonos, non. Bellissimo, questo tratto è fantastico, panorama incredibile, ovviamente sembra un cratere, guardate qua. Mamma mia, Scodatina, Sassoni all'occhio. Ok, Taigerona, ok, bene, siamo usciti dal tratto diciamo più impegnativo, più difficile, ma vi dico, fatelo con calma, tranquilli, è fattibile. Io oltre ad avere una Max Enduro da 240 kg con gomme stradali, ecco, quindi se riesco a farlo io che sono una pippa che non so fare off-road, tutti ce lo possono fare. Direi che come ultimo giro dell'anno tanta roba signori. Abbiamo chiuso in bellezza il 2024, abbiamo sofferto il freddo stamattina, ma ne valsa la pena per godersi questa meraviglia, guardate. Bene, siamo usciti da questa meravigliosa Val Settimana, tanta roba signori, mi è piaciuta un casino, promossa a pari livello della Val Cimoliana, come vi dicevo prima, entrambe fantastiche, veramente meravigliose, vi offrono dei paesaggi, dei scenari incantevoli da film, veramente senza parole, vedi certi posti e dici wow, non sai come descrivere l'emozione che ti assale nel vivere il momento, passare appunto in questi posti meravigliosi. Sono anche contento di essere ancora vivo perché era un po' impegnativa la situazione rispetto alla Val Cimoliana, secondo me un po' più, tra virgolette, pericolosetta come tratte di sterrato, però dai, poi appunto anche vista la stagione oppure ritrovare ghiaccio, brina, fango, invece dai, ne siamo usciti sani e salvi
Visto che su Google Maps non è segnalata questa Val Settimana rispetto alla Val Cimoliana, adesso vi faccio vedere bene dove si imbocca. E adesso ovviamente sto uscendo, come potete vedere. Comunque seguite le indicazioni per il Tree Village che vi ho fatto vedere all'inizio. Vedete, ci sono i cartelli. E praticamente prima di arrivare a Clout, che arrivate da quel ponte lì, girate a sinistra qua. Ecco, quindi voi di solito dalla strada principale arrivate da questo ponte qua, girate a sinistra e andate giù di là. Bene ragazzi, questa Val Cimoliana ce la siamo fatta, ce la siamo goduta. Vi ringrazio per aver visto questo video, spero vi sia piaciuto, è stato veramente un giro fantastico. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, è gratuito, quindi non vi costa niente, aiutatemi a crescere, grazie mille. E dai, ci vediamo come sempre al prossimo video in un'altra meraviglia friulana, sicuramente vi porterò in posti stupendi, quindi seguitemi anche su Instagram per avere spoiler sui nuovi video. E niente, dal vostro Fuserino come sempre, buona strada, ciao!